Nel mese di maggio sono aumentate le ore della cassa integrazione guadagni, addirittura un più 22,5% rispetto ad aprile 2012 e 2,7% rispetto a maggio dello scorso anno. Il totale quindi è passato dagli 86,2 milioni di aprile a 105,5 milioni di ore. Molto più contenuto l'aumento rispetto al maggio del 2011, quando le ore autorizzate sono state 102,7 milioni. L'incremento interessa tutti i tipi di interventi, per cui nell'analisi delle singole tipologie si nota che gli interventi ordinari sono passati dai 27,2 milioni di aprile ai 34,6 milioni di maggio, facendo quindi registrare un più 27%. L'incremento è ancora più consistente, più 74,6% se confrontato con i dati del mese di maggio del 2011. L'aumento delle ore autorizzate riguarda prevalentemente il settore industriale, quasi raddoppiate. In aumento anche le ore della cassa integrazione guadagni, come dicevamo. Gli interventi straordinari della cassa integrazione guadagni di maggio 2012 hanno raggiunto i 36,9 milioni di ore contro i 29,9 milioni di aprile, con un incremento del 23,4%, mentre si registra una diminuzione del 28,3%. Sempre in aumento, ma molto meno consistente, gli interventi in deroga che nello scorso mese di maggio sono stati pari a 34 milioni di ore, con un più 17,1% rispetto ai 30 milioni del mese di aprile. Aumento ancora più contenuto, più 8,2% se confrontato con il mese di maggio del 2011, nel corso del quale furono autorizzate 31,4 milioni di ore. Infine, passando ai dati su disoccupazione e mobilità, nel mese di aprile 2012 sono state presentate circa 78.000 domande di disoccupazione, il 10% in più rispetto al mese di aprile del 2011 con circa 71.000 domande. Diminuiscono invece del 19% le domande di mobilità, che passano dalle 9.300 di aprile 2011 alle 7.500 di aprile 2012. Complessivamente il primo quadrimestre di quest'anno ha registrato un incremento del 16,7% per le domande di disoccupazione, da 336.000 a 392.000, e una riduzione pari all'1,2% delle domande di mobilità.